Attenzione che arriva il secondo doppio della giornata! Secondo doppio della giornata! Ragazzi, sono esaltatissimo! Il secondo doppio arriva per Robin, Re e Donna. Madonna! Non c'è due senza tre, non c'è due senza tre, dicono, e andiamo avanti. Benvenuti amici in una nuova puntata del gioco finché non perdo. Qui è il vostro Robin Christian direttamente dalla foresta di Sherwood che è pronto a farvi divertire. Abbiamo perso una caterva di punti, mi sono messo a giocare male. Adesso giochiamo bene, ritorniamo in auge, ne vinciamo 6 di fila. E poi ci pensiamo. Intanto vi presento lo sponsor di oggi, perché Robin Hood ha imparato anche a fare sponsorizzazioni. Il libro Sciamate del nostro amico Franco Biondi, un romanzo a tema scacchistico per chi vuole fare letture diciamo insomma mica tanto leggere, nel senso che si parla anche di omicidi e di fianco al cadavere di questo ragazzo, che tra l'altro si scoprì che aveva un intrallazzo con la sua professoressa, si ritrova di fianco una statuina del re con la scritta Shamat, che vuol dire scaccomatto. Chi l'ha ucciso? Perché l'ha ucciso? Quali sono le caratteristiche di questi personaggi? Un viaggio veramente incredibile. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per ordinarlo su Amazon, ma c'è praticamente su tutte le piattaforme. E adesso che vi ho presentato questo bellissimo libro, siamo pronti per fare il mazzo a strisce ai nostri avversari prima che ce lo facciano loro a noi. Andiamo. Bisogna giocare anche di velocità, perché a 5 minuti... Attenzione, sistema Londra, attenzione, London System. Cavallo H5, siamo pronti subito con cavallo H5? Siamo pronti, siamo carichi? Cavallo H5? H6. La ritirata giusta è in E3. La conosce! Non la conosce nessuno, non è possibile. Non è possibile, dai, non la conosce nessuno. La conosce davvero? G6, qui c'è. Sai che non mi ricordo, forse c'era G6. Basta, ho perso. Alfiere F5, merita. Alfiere F5 merita tanto. Però non ora. Credo che sì, dai, credo che c'era E6. Sì. Però questo lo vorrei dare via, non so te. Allora, dai, giochiamocela così, G6. L'alfiere lo mettiamo in fianchetto. Questo ritornerà in F6. Ok. Ok, faccio una... Ah, perché vuoi giocare sul... intanto a Rocco. Quando giochi a Rocco, diciamo, difficilmente sbagli. Qual è il bello di questo sistema che ho utilizzato, che è un anti-London? È che il tuo avversario poi va un po' in crisi perché non sa bene cosa giocare, cosa fare. Quindi vedete che quando i giocatori del Londra escono fuori dalle loro linee solite, poi hanno veramente problemi di autostima. Questa è interessante, ma non la faremo. E5? La vogliamo preparare E5? Prepariamola. E5 merita, C'è un non so che E5. Anche perché questo alfiere ha bisogno, poverino, di una bella diagonale. Attenzione al tempo, ragazzi, è importantissimo in partite 5 minuti secche avere tempo. Ora E5 è stata inibita, maledizione, ma... Madonna, quanto viene da prudere sto coso qui. Sto coso è di un materiale, penso, il più brutto mai realizzato. Ma va bene, d'altronde nel Medioevo non sapevano fare ste robe. Se io faccio questa... Questa qui catturi... Non è male secondo me. Questa catturi, vengo qui, vieni dove vuoi e io mi ricatturo qui. Questa mi prendi la torre, scacco, vieni qui, tempo sulla donna. Donna in B3 per esempio, donna in C2, donna in C2. Madonna quanto mi ispira sta mossa. Cattura, donna lì. Questo. Mi ispira troppo sta mossa. Devo farla, dai, devo farla. Tal l'avrebbe fatta.
Che infame, non avevo calcolato questa. Hai capito l'infamone? Hai capito l'infamone che ora gioca F4? Hai capito l'infamone che ora gioca F4? Non avevo calcolato proprio, non avevo considerato minimamente questa risposta, però giocheremo B5, alfiere B7, ci rifacciamo, non ti preoccupa, tu non ti preoccupa. Ok, attenzione, abbiamo un po' di problemi qui, problemi devono finire perché altrimenti le prendiamo in quel posto. A5, A4, cosa fai a rocco corto? Ha senso fare a rocco corto. Assolutamente senso, assolutamente. Su questo tu mi cambi. Va bene, dai. Sono pronto a farmi devastare l'arrocco, però posso darti il famoso pezzo per 2 pedoni. Sarà il caso? È il caso che ho anche questa spinta e perdi un pezzo con la spinta in E4, D4. Questa c'è. Sta cercando di capire come uscirne, ma forse non se ne esce, perché comunque c'è la minaccia. Anche se toglie la donna, c'è la doppia minaccia. Hai voluto fare il figo, e adesso te ne pentirai in malo modo. Abbandono automatico? Gli è caduta la connessione? È ritornato. Ha trovato la soluzione. No, no es amor. Allora, se io ti gioco questa, bisogna trovare il modo di togliere questo da qui, ma modi non ce ne sono. Se gioco a cavallo mi dai subito l'alfieruccio. E qui è grave, Qui la situa è grave. Qui la situa è molto grave. Cavallo C5 posso giocarla. Mi catturi. Cioè dai, iniziamo a creare un po' di problemi, se no non ce ne usciamo più. Cerchiamo di creare qualche problema, non è detto che ci riusciamo. 1 minuto in meno del mio avversario, devo mettere il turbo ragazzi, se no questa la si perde, devo mettere il turbo. Bisogna fare qualche mossa a un certo punto. Bisogna mettere il turbo. Va bene, giocato. Ok, bisogna mettere il turbo. Ok. Eccolo qua. Eccolo qua. Ci sono cascato di nuovo. Oh mio Dio, sì, ci sono cascato di nuovo. Oh mio Dio. Ci sono cascato di nuovo. Oh sì. Che canzone del Kaiser. Achille, Lauro. Ma chi è? Non si sa. Da dove viene? Chi lo sa? Uno scaccherellino di questo tipo merita sempre. In realtà ti aiuto a uscire con la torre, quindi non so se è una cosa buona. Vai, un minuto alla fine. C'avevo questo intermedio forse. Attenzione, qui perdo il cavallo. Là, è ancora meglio. Sì signori, Robin, e dà il doppio della vita, E andiamo avanti perché abbiamo perso 400.000 partite. Mi sono girati las cojones. Attenzione, un giocatore da 1700 non è da sottovalutare. 1700 giocano comunque da Dio. Magari ti fanno la svista, non ti vedono il colpo tattico, ma ti giocano precisi. Quindi andiamo ad attaccare. Andiamo così. Attacchiamo qua. Ragazzi, devo ripassare un po' le aperture. Con la scusa che non sto facendo tornei ultimamente, sono un po' arrugginito. Sono parecchio arrugginito così, però perdi un pedone centrale. Prima svista, attenzione. Se vengo qua, tu vieni qui, poi mi dai la noia. Vabbè dai, torna a casa Alessi, secondo me è la risposta migliore. Sono pronto per fare cavallo C3 ed E4.
Sono prontissimo. Cavallo C3 ed E4. Dopodiché alfiere C4. Sono pronto, sono pronto. Alfiere 6, forse addirittura questa. Questa ce l'ho. Questa ce l'ho con l'attacco qui. Come ti difendi? Come ti difendi giocando alfiere qui che difende? Ma io attacco con cavallo G5 3 volte. Ok, 3 attaccanti. Come metti il terzo difensore? Secondo me non puoi giocare solo F6, ma F6 mi crei un buco allucinante su E6. Come lo sfrutto non si sa. Cosa farò? Non si sa. Ah, forse ho sempre lo scacco davvero. Ho scacco davvero. Lui sposta. No, lui mi deve dare l'alfiere. Attenzione ragazzi, rivelazione. Se ne va via con re c'ho l'alfiere gratis. Se mi dà l'alfiere entro con la donna. Entro con la donna. Oppure minaccio questa. Questa è più forte questa. Perché minaccio sia torre che D6. Madonna ragazzi, potrei fare il 100% di precisione. Cioè questa partita secondo me è devastante. Chiaramente lui me lo sta permettendo. Attenzione che arriva il secondo doppio della giornata! Secondo doppio della giornata! Ragazzi, sono esaltatissimo! Il secondo doppio arriva per Robin, re e donna. Madonna! Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre, dicono, e andiamo avanti. Sono esaltatissimo. Potrei perdere anche in 5 mosse a questo punto. Pedone grazie in apertura alla Liekin. Attenzione, attenzione. Attenzione. Qui io andrei a giocare molto easy proprio. Molto easy e 6. Ma questo te lo vuoi prendere? Ma te lo potresti prendere secondo me se vuoi, ma... Te lo vuoi prendere? Si gioca e 6 mi dai l'alfiere? No, beh dai. Giochiamo seri, giochiamo seri. Cioè, ci ha regalato un pedone? Wow. Sei fuori di testa. Potrei giocare in fianchetto. Dovrei forse giocare in fianchetto. Va bene, io credo che sia sbagliata la tua mossa. E adesso te la confuterò. Secondo me questa è più forte. G6. Vabbè dai, non c'è tempo sono 5 minuti secchi, non posso stare 10 minuti a ragionare su una tua mossa. G4. Ok. Va bene, aspettiamo di capire come si evolve la situazione. Io credo che con B6 a 5 ho un buon gioco. Adesso tu giochi B4, no? Io ho A5. Davvero? Adesso ce l'ho io C5. Ok, vado qui a sto punto. Vado qui. Vado qui, tu spingi, si crea la rottura e si apre la colonna. E se vado così, spingi, spingi, si apre sempre la colonna, ma è più difficile. Vabbè, so che è una delle mosse più brutte della vita, ma almeno sono un pochettino più tranquillo, perché così fai un po' più fatica a crearmi problemi, secondo me. Allora, qui devo controbattere al centro. Sulle spinte laterali si controbatte sempre al centro, quindi siamo pronti per andare con l'altro pedone a un ritardo di sviluppo che la metà basta. Quindi vediamo un po' come cavarcelo. Pedone per e minaccio alla spinta in D4 con doppio. Dobbiamo creare problemi sul centro. E adesso i problemi li creiamo con cattura, cattura, cattura e arriva anche l'alfiere. Cattura di cavallo. Vabbè, uguale, forse pedone era più forte, perché questa non è in realtà... Questa non è... Vabbè, c'ho questa. Catture di cavallo. Ok, meglio. Raga, non c'è 2 senza 3, è arrivato un altro doppio. Guardate come tiro fuori i doppi, come se non ci fosse un domani. Come se non ci fosse un domani, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Questa torricciuola la vogliamo salvare, questa torricciuola? Salviamola, no?
O la vogliamo dare in pasto al nostro amico? Allora, potremmo salvarla. A pro de che? Vabbè dai, senti, io te la lascio quella torre. Non mi stava neanche tanto simpatica. Non mi stava neanche tanto simpatica, quindi te la lascio. Così perdi l'alfiere scuro. Inizia a starmi sui... inizia a starmi, te lo dico. Te lo dico che inizia a starmi sui maroni. Cattura, cattura. Donna in H3. Cattura, cattura, donna in H2. Cattura. E inizia a essere grigia, eh? Forse conviene catturare così, a sto giro. A sto giro conviene catturare così. Se catturo così, donna... catturo così, mi catturi qua. Catturo così, donna in H2. Donna qua. Questo qui... Vabbè dai, facciamo le cose come andrebbero fatte. Donna in H2. In realtà io ho sempre poi cavallo G8, no? Difficile, difficile partita. A parte che appena togli questa, forse c'è questa direttamente. Ma comunque non dovrebbe subire matto perché dopo la cattura... Anzi, no, lui ha alfiere G7! Alfiere G7 ha... Ok, questa qui tutta la vita. Tu mi sacrifichi la torre? Tu mi sacrifichi la torre? Può essere che mi sacrifichi la torre. Avrebbe senso. Avrebbe assolutamente senso. Adesso c'è l'attacco qua. E ti minaccio anche qua, probabilmente. Ok, ti vuoi riprendere il pezzo. E se io gioco così... Urco, urco, urco. Questa non me l'aspettavo. Devo indietreggiare? Devo indietreggiare, non mi piace indietreggiare. Minaccio questa. Partita difficile, molto difficile. A Rocco lungo non può farlo perché c'ho la mia regina qui. Però dopo cattura cattura Rocco lungo può farlo. Ok, va bene. Vai. 3 minuti contro un minuto. 3 minuti contro un minuto. Rocco lungo. Ok, adesso devo solo dimostrargli che ha sbagliato tutto fin dal principio. Devo dimostrargli solo questo. Che non si doveva permettere mai più. Non permetterti mai più. Ah, è difficile. Qui sono andato a cercare un cambio di donne, ma secondo me avrei fatto meglio a non cambiare. Avrei fatto meglio a non cambiare. Meno male che non l'ha voluto. Ah, tengo qui e tengo qui. Ok, andiamo a rompere un po' le balls. Con sto cavallo ce l'abbiamo. Andiamo a rompere le balls. Che cacchio, non ho capito. Torre qua. Cambio, catturo col cavallo, perdi anche l'altra torre. E minaccio scacco matto, tra le altre cose. Quindi credo che tu debba catturare. Bam, te, e che cacchio, cioè... Un po' di giustizia, ma altro doppio, come se piovessero. 34 secondi, tutto può succedere. 34 secondi, sempre tutto può succedere. Esattamente. Ah, devo giocare prima questo. Portiamo sui pedoni, va. Devo portare solo... Oh, ok, il re è fuori gioco. Il re è fuori gioco. Il re è fuori gioco. Il re è fuori gioco.
Il re è fuori gioco. Scacco. Vediamo un po' cosa fa. Cosa si inventa. Secondo me qui si prende qualche pedoncino. Ah. Vediamo cosa succede. Ah, infame. Oh, non ci posso credere. Non ci posso credere cosa si sta inventando sto qua. Non ci posso credere! Ha vinto lui, raga! No, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci credo. Non ci credo. E fu così che Robin... No, non ci posso credere. Sono troppo lento. Allora, devo allenarmi di più nella foresta di Sherwood, ragazzi. Finisce qui in malo modo. Partita mi rubano la partita, ma questi doppi che sono arrivati in tutte e tre le partite mi hanno gasato. Spero che abbiano gasato anche voi. Ci vediamo presto in una nuova puntata. Ciao!